Partita amichevole di calcio sabato pomeriggio allo stadio comunale Bruccoleri di Favara. Hanno giocato la Pro Favara di mister Tudisco e il Camaret del giovane allenatore Francesco Fanara. Le due squadre hanno testato la preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione calcistica, sia per il campionato di eccellenza che per il campionato di promozione dove militano le due squadre. Domenica prossima, infatti, 28 agosto, è in programma il primo turno di Coppa Italia con il Camarat che affronterà in derby i cugini del San Giovanni Gemini, mentre la Pro Favara se la vedrà con l'Acragas. 5-0 il risultato del campo a Favara a favore dei locali, un risultato comunque non importante. Naturalmente i due allenatori erano interessati a vedere quello che la squadra era riuscita a fare, ovvero le indicazioni sullo stato di preparazione dei loro ragazzi in vista appunto dei prossimi appuntamenti ufficiali. Ma sentiamo i due allenatori. Mister Tudisco, un allenamento in vista dell'avvio ufficiale della stagione, che impressione hai avuto dei tuoi ragazzi? Siamo ancora in una fase di preparazione, siamo ancora pienamente imballati, siamo carichi di lavoro e non siamo riusciti a fare tante cose che proviamo in allenamento, quindi c'è da lavorare, ma questo si sapeva perché questo è un organico quasi tutto interamente nuovo, però ho visto delle indicazioni positive. Anche se con allenamento il pubblico vi ha seguito e si aspetta un Favara carico già domenica prossima per il primo impegno ufficiale. Vabbè, sicuramente domenica inizierà la prima fase di Coppa Italia, quindi abbiamo grosse aspettative, tutti quanti attendono da noi una risposta importante e dobbiamo essere bravi a saperla dare. Ma che Favara ci aspettiamo per questo nuovo campionato? Ma questo ve lo diremo strada facendo, adesso è ancora presto. I numeri sono a posto o manca ancora qualcosa? No, al momento siamo messi bene, va bene così. Mister Fanara, le prime sgroppatelle insomma ufficiali, le prime uscite in vista del campionato. Che Camarat abbiamo? No, un Camarat che è iniziato da una settimana, per noi era il primo test amichevole dopo i 7 giorni di lavoro. Devo dire che la squadra ha risposto bene, sono abbastanza fiducioso. I numeri sono a posto o ancora dovete un po' provvedere a rinforzare l'organico? No, dobbiamo prendere qualche altri 2-3 giocatori grandi per completare la rosa, ma penso che prima che inizi il campionato la rosa sarà completa. I vostri tifosi che squadre si aspettano? No, purtroppo il Camarat viene l'anno scorso da una retrocessione, dopo la squadra è stata ripescata, ora devo dire che c'è entusiasmo anche perché è ritornato il derby con il Gemini e giusto il 28 facciamo la coppa con il Gemini, quindi c'è molto entusiasmo a Camarat, ho trovato un bell'ambiente. Avete già preparato un ruolino di marcia, insomma, che campionato farete? Il campionato lo dirà il campo, il campionato che faremo, se saremo bravi saremo nella parte sinistra, se no, quindi lo dirà il campo. Comunque devo dire che i ragazzi si stanno allenando veramente bene.